Purtroppo non ho notizie da darvi, perché non mi hanno dato nessuna notizia in aggiunta a quelle che già sappiamo. Sono in costante, diciamo, lavoro e tutte le forze dell'ordine ci mantengono aggiornati per quel che possono, ovviamente. Adesso purtroppo ad oggi non ci sono nuove notizie. I giorni passano, ma di Giulia e Filippo non c'è ancora traccia. Stamane il papà della 22enne, la sorella e il fratello hanno trascorso parecchie ore nella caserma dei carabinieri di Vigonovo. La priorità, ha detto Gino Cecchettin, è fare il possibile per aiutare le forze dell'ordine. Sto aiutando in tutti i modi a dare le informazioni che loro servono. Quello che posso dirvi è questo, altri elementi a me non li hanno dati. È stato ritrovato qualcosa, qualche elemento? Nulla ancora. Non è stato trovato nulla. Gino potrebbe aver portato agli investigatori della documentazione, forse un PC, ma non trapela nulla. Poi torna a ribadire l'importanza dell'appello lanciato ieri insieme ai genitori di Filippo Turetta, Elisabetta e Nicola, che si erano recati nella sua abitazione di Vigonovo. Rinnovo l'appello, quello che avevo già fatto l'altro giorno, perché non dobbiamo mai perdere le speranze e soprattutto dobbiamo avere fiducia che Giulia possa essere ancora con noi. Continuate a stare attenti con gli occhi, la ricerca dell'auto e soprattutto se li vedete date informazioni che siano utili. Ecco.